Il Legio, piccola frazione di Tolmezzo sui Monti della Carnia, conferma ancora una volta che lo spirito di iniziativa è vivo e sa generare occasioni di sviluppo anche nelle zone di montagna. Lo ha sottolineato il Presidente della Regione, Renzo Tondo, durante l'inaugurazione della mostra Angeli, Volti dell'Invisibile, che si potrà visitare fino al 3 ottobre nella Casa delle Esposizioni. È importante non solo per la Carnia, ma per tutta la comunità regionale, sia per i valori che lancia, sia per il fatto che dà una comunicazione molto forte, la fiducia anche in un'area che è marginale rispetto ai grandi centri, cioè si può fare qui cultura di alto livello, si può fare qui turismo anche di un certo tipo, e credo che questo sia un esempio da seguire. Complimenti a chi ha organizzato, la Regione ha sostenuto queste iniziative anche negli anni scorsi, quindi parlo di cose che non sono ovviamente solo della mia amministrazione, è stata una felice intuizione. Le grandi mostre che dal 2004 il Comitato di San Floriano organizza il Legio sono state un crescendo di successi, come è stato riconosciuto dalla presenza e dalle parole del Cardinale Giovanni Laiolo, Presidente del Governatorato della Città del Vaticano, dell'Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, dell'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Antonio Zenardi Landi, del Direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci. Lo hanno sottolineato anche il sindaco di Tolmezzo, Dario Zearo, e il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, che ha rilevato in particolare il significato della proposta dell'identità cristiana del popolo friulano, e il sovrintendente per i beni artistici del Friuli, Fabrizio Magani. Il presidente Tondo ha anche sottolineato l'alta qualità di questa mostra, che propone opere di grande valore con firme di artisti quali Sandro Botticelli, Filippo Lippi, Correggio, Paolo Veronese, Peter Paolo Rubens, Gian Lorenzo Bernini e Giambattista Tiepolo. Gratitudine e apprezzamento per l'impegno profuso anche quest'anno dal Comitato San Floriano, associazione della comunità cristiana di Legio, sono stati espressi da Tondo al suo presidente Monsignor Angelo Zanello e al curatore della mostra Don Alessio Geretti, affermando che non stupisce che in momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo una proposta che valorizza la nostra cultura venga proprio da un paese di montagna, dove il radicamento delle tradizioni si coniuga con la volontà di costruire futuro.